chitarra alla mano a Tor Vergata il vescovo Tomasi si è seduto tra i 700 ragazzi che da Treviso e Vicenza sono partiti alla volta di Roma per il Giubileo dei giovani. Sulle note di Io Vagabondo, uniti nella musica e in un unico abbraccio, i giovanissimi hanno raggiunto la destinazione, dove Papa Leone XIV terrà una veglia di preghiera e la messa in conclusione del Giubileo. Un momento molto bello perché si trova una condivisione di entusiasmo tra tutti i giovani che si incontrano tra di loro e sono contenti di vedersi. Sentivo qualcuno che diceva a un amico: qui non ci si riesce a sentire soli. Ecco, questa è una bellissima cosa, non ci si riesce a sentire soli e sentiamo che ci può essere tanta energia di speranza. E i ragazzi sono meravigliosi, hanno una capacità di vivere questa esperienza con freschezza, con profondità, con generosità. C'è tanto da sperare. Ed è proprio la speranza il tema del Giubileo. Nei 52 ettari del prato di Tor Vergata, lo stesso luogo nel quale la generazione dei loro genitori incontrò Giovanni Paolo II 25 anni fa, arriveranno altri 100 giovani veneti per la messa, per ascoltare le parole del Papa nuovo, come lo definiscono, destinate a segnare il suo pontificato.